Le esplosioni, pompieri intenti a scavare per ore tra le macerie per trovare i corpi, la palazzina crollata, 3 il numero delle vittime estratte in quasi 9 ore di ricerca da parte di 8 squadre di vigili del fuoco impegnate sul posto. Bilancio pesantissimo quello che si è registrato oggi a Gorizia, in viale 20 settembre, dopo che una palazzina è stata letteralmente spazzata via da un'esplosione, forse causata da una massiccia fuga di gas. Vittime del terrificante boato Sabina Trapani, 43enne, veneta di Sandona di Piave, il compagno Miha Ursic, 45enne, sloveno, trovati sotto le macerie, ancora assieme nel letto. E poi c'è Fabrizio Facchettin, 50 anni, disabile. Sono circa le 13:45 e anche il terzo corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco, quello del cinquantenne disabile. Quindi dopo il crollo della palazzina, dopo tutto il lavoro di queste 8 ore effettuato dai vigili del fuoco di Gorizia, di Trieste e di Udine, si chiudono le speranze anche per Fabrizio Facchettin. Abbiamo una trentina di uomini, abbiamo 3 squadre da Gorizia, abbiamo una squadra di rinforzo da Trieste, poi abbiamo il movimento terra da Udine e abbiamo anche i cinofili. Calcolate che c'erano 3 solai uno sopra l'altro che sono crollati e si sono schiacciati uno sopra l'altro.